benvenuti e un saluto a tutti e in maniera particolare a chi ha organizzato questa serata. Diciamo, per noi bagnesi è difficile che tante persone seguano uno spettacolo di spessore. È intendimento da parte di questa amministrazione investire in cultura. Qualcuno potrà dire, ci sono tante cose importanti. Sì, ci sono tante cose importanti, però se non investiamo in cultura i nostri figli non cresceranno bene. Quindi, un grazie a tutti. Dopo il saluto del sindaco, porgere un saluto a nome della parrocchia che ospita in questa chiesa stupenda, meravigliosa. Questa sera ancora accoglierà il canto e i suoni e le melodie di questa serata del coro del Teatro Lirico di Cagliari. Porto insieme tutti, anche quelli di Sua Eccellenza il Vescovo, che pensava di riuscire a lasciare un pochino gli impegni presi tempo fa, invece qualche minuto fa mi telefonava dicendo saluta tutti ed esprimi anche la mia benevolenza per tutti coloro che hanno organizzato questo momento altamente culturale e degno della comunità di Barizzardo. Quindi siate i benvenuti e buona serata a tutti. Allora, l'associazione Iastra che Vive, che io Paolo Burati rappresento, ha promosso e organizzato questo evento a Barizzardo. Siamo lieti di dare il benvenuto al Teatro Lirico e a tutti i presenti. In particolare ringraziamo il signor Alessandro Piso del Teatro Lirico, gli amministratori di Barizzardo e il parroco Doppiero che hanno accolto da subito la nostra proposta.
Thank you.